Un primo passo verso la creazione di una zona a traffico limitato su base territoriale che coinvolgerà anche Portofino e Santa Margherita Ligure. L'introduzione del divieto di circolazione per i bus turistici lungo la provinciale 227 a Rapallo, nel tratto compreso tra l'intersezione con Aurelia e il confine con Santa Margherita, è un primo atto verso quella regolamentazione attesa da anni e che i comuni del Tigullio occidentale adesso provano a rendere concreta. Non solo Rapallo, i pullman e più in generale tutti i mezzi pesanti turistici e non potranno circolare a breve anche sulla strada provinciale 39 per San Lorenzo. A chiederlo alla città metropolitana di Genova, in questo caso il comune di Santa Margherita Ligure, che vuole evitare che i mezzi impossibilitati a passare da Rapallo possano utilizzare questa strada come alternativa. Tornando alla delibera approvata dalla Giunta Rapallina, a cui farà seguito un'ordinanza della Polizia Municipale, questa prevede che a partire dal prossimo 30 maggio e fino al 2 novembre venga introdotta una limitazione alla circolazione dei veicoli di categoria M3, quelli di lunghezza superiore ai 9,70 metri, i pullman turistici appunto. In particolare è previsto il divieto di transito per tutti questi veicoli tutti i giorni della settimana dalle 8 alle 19, con deroghe previste solo per alcune categorie come quelli diretti alle strutture ricettive e turistiche di Santa Margherita Ligure e Portofino, i mezzi di servizio delle forze dell'ordine o quelli di emergenza e ovviamente quelli del trasporto pubblico locale. Con l'adozione di questo provvedimento, ha commentato il sindaco Elisabetta Ricci, l'amministrazione comunale vuole compiere un passo importante verso una mobilità più sostenibile, sicura e rispettosa dell'identità del territorio. La limitazione, spiega ancora il sindaco, parte da una visione strategica condivisa con i comuni di Camogli, Santa Margherita Ligure e Portofino, che da alcuni mesi lavorano in sinergia per uno sviluppo turistico responsabile e moderno, e il tavolo di lavoro costituito a fine dicembre è stato il primo passo concreto. La sperimentazione durante il periodo tardo primaverile e quello estivo permetterà di capire se effettivamente la viabilità avrà un miglioramento, dopodiché si potrà valutare e procedere per tutta l'area con l'attivazione della zona a traffico limitato.